Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto il titolo, parleremo di quelle zone o regioni in cui sono teleguidate. Però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube del Decada, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare i nostri gloriosi gruppi Facebook, ed è inutile dirle che migliori iscritti il pianeta Face ce l'ha il Decada Marietto Veneziano, e di venire anche nel nostro gruppo di Telegram Magici Arcieri Bertoldini, dove ogni lunedì sera il Decada Marietto Veneziano coadiuvati da Midas tengono un percorso esoterico gratuito. Se avete problemi a entrare, chiedete pure a Midas, che è sempre molto gentile e disponibile a aiutare tutti. Nell'eventualità i link sono sotto in descrizione, e se mi lasciate anche un bel super like e un bel commento, il vostro Marietto è contento. Bene, parliamo un po' di queste entità, di queste forze che governano delle regioni. Da piccolino il mio babbo mi spiegava che i massoni dividono le città in rettangoli, in quadrati, e chi entra in quel posto, in quel quadrato, in quel rettangolo, insomma in quella zona che loro hanno deciso, e magari vuole fare il di più, chiaramente soggetto alle regole di quel settore. E queste persone, cioè lui li chiamava massoni, ma erano logge come nel Mago Frabato, spiega, ma Franz Bardon nel suo libro di fantasia, spiega che questi gruppi teleguidati da entità, come si suol dire, governano occultamente. Il vostro Marietto, crescendo, ha proprio conosciuto, o ha visto, o diciamo ha incontrato meglio, perché non è che proprio l'ha conosciuto, ha visto proprio una di queste entità, proprio come il Mago Frabato. Certamente si è presentato a me con una forma molto particolare, era alto 1,90 m, pieno di muscoli, dal suo corpo emanava una energia di forza bestiale impressionante, però col vostro Marietto si è comportato molto bene. Ero impaurito più che altro perché non avevo mai visto un essere così, era di colore verde, e pensavo che lì si sarebbero finiti i miei giorni, però pensavo fra di me, mio papà deve essersi sbagliato, perché non vivrò fino a più di 85 anni, perché oggi è la fine dei miei giorni. Però questo essere mi ha fatto vedere effettivamente che era lui che iniettava i pensieri a modello di ragnatela in tutte le persone che conoscevo. Aveva veramente dei doni o poteri, chiamiamoli poi come volete, impressionanti. Quindi quando io analizzo, o le altre persone analizzano i pensieri di gruppi di persone o persone, dovrebbero sempre ricordarsi che queste persone stanno pensando in un modo che pensano di avere il libero arbitrio, ma fondamentalmente ci sono questi gruppi, queste entità, diciamo così, che guidano o teleguidano le persone. Quindi fondamentalmente le persone sono innocenti. Sono innocenti perché, anche se pensano male, no, c'è sempre dietro queste entità che riescono in un certo senso a dargli questo stimolo per pensare in questa direzione. Siamo come dentro un grande computer, e tutto quello che noi riusciamo a pensare, che lo crediate o no, purtroppo è creato è generato da queste entità. Quindi fondamentalmente le persone, dal punto di vista del vostro Marietto, sono tutte innocenti. Poi è chiaro, ci sono quelle che magari proprio per il karma sono istinte a perpetuare il proprio istinto di sopravvivenza, per il semplice fatto che l'essere umano, essendo un essere che vuole portare avanti la propria razza, fa di tutto, calpesta tutti, si cerca con ogni mezzo, con la bellezza, con la furbizia, con l'intelligenza, di scavalcare gli altri, di calpestarli. Però fondamentalmente noi siamo tutti esseri innocenti, perché queste entità di nascosto ci guidano e ci fanno pensare singolarmente a quello che loro vogliono, e siamo dentro questa grandissima ragnatela e non ce ne rendiamo conto. Il vostro Marietto ha messo dei circuiti radionici per aiutare le persone a tagliare questi legami perniciosi, questi pensieri cristallizzati. Chiaramente non fanno miracoli, ma danno un aiuto in modo che le persone possano staccarsi
da questi condizionamenti possono solamente scegliere, o meglio scegliere, essere aiutati a seguire il proprio karma. Li potete trovare nel sito alcapitano.altervista.org oppure nei gruppi di Facebook del Marietto Veneziano e di Hildegard. Ecco, ho finito qui questa piccola pillola solo per dirvi che se vedete persone che fanno cose negative o cose che non vi piacciono, magari molto probabilmente una parte è anche insita in loro, ma l'altro 80-90% purtroppo sono queste entità che riescono in un modo o in un altro a influenzare fortemente questo, tra virgolette, libero arbitrio e fare in modo che queste persone perpetuino quel loro disegno senza che se ne rendano conto. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto prende l'occasione per salutarvi e ringraziarvi che mi avete seguito fino a qui e vi chiede di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!